Radioattività. Speciale Crazy Cup 2014. Dario Argento, accidenti, mamma mia, per chi è degli anni 80 questa sigla, questa colonna sonora mette i brividi ancora, Suspense che si spreca veramente, anche perché oggi è edizione straordinaria, orario eccezionale, sta salendo la tensione, sta salendo la febbre. Trombano i motori, no, quello non c'entra. Trombano i motori? Trombano i motori. Che senso? Si accendono i semafori, via, Gran Premio sul divano. No, stiamo parlando di un altro sport, chiaramente. Insomma, buon pomeriggio a tutti. Innanzitutto, cari radioascoltatori di Crazy Time, siamo eccezionalmente in anticipo oggi per permettervi di conoscere tutto sul mondo Crazy Cup e di potervi poi andare a gustare la partita della nazionale. Non diciamo chiaramente niente, però per tenere alta la tensione che già sarà palpabile in tutti noi, abbiamo selezionato questo profondo rosso Dario Argento, insomma, che ci fa venire un pochino di strizza. Speriamo che i ragazzi di Prandelli sappiano tirare fuori invece il carattere, diciamo così. E infatti è così che abbiamo deciso di partire e vi abbandoneremo al vostro divano, al vostro pub giusto in tempo per gustarvi quindi questo Italia-Uruguay. Arriviamo veramente agli inni nazionali praticamente. Bravo, forse li cantiamo anche assieme in realtà, li canteremo in contemporanea, vedremo. Questo qua solo se la voce migliora nel corpo, perché c'è un po' questa voce un po' rauca, sì. Aria condizionate, queste robe qua. Sì, io poggio a Piero ragazzi. Mi sento un po' contratto. Andiamo. Crazy Time nell'appuntamento del 24 giugno, quindi via eccezionale. Allora, andiamo a vedere cosa è successo ieri sui campi di Borgo nella giornata di lunedì, quindi come sempre tantissimi risultati. Sono successe un po' di cosine, sì, caro il mio Guido. Sul sintetico, sui campi sintetici di Borgo San Sergio, cominciamo con la partita che è stata giocata per ultima, ma di fatto nel torneo quello più ambito, vale a dire la Crazy Cup. Marea Rive contro In The City. Marea Rive che l'ha chiamata a riscatto, insomma, perché aveva trovato sulla sua strada i campioni in carica di Olica Vanganel all'esordio ed era praticamente senza cambi la squadra di Francesco Marchetti e soci. Stavolta invece sono arrivati, si sono presentati a Borgo con una decina di giocatori, per cui con una rotazione potenzialmente un po' più accessibile a tutti per poter rifiatare un po'. I risultati direi si sono visti, perché Marea Rive voleva il riscatto e l'ha trovato sul campo. 5-1 il finale, con doppietta di Miot, poi reti di De Bosichi, Stovanovic e Del Vecchio. Anche qua come ieri un altro Del Vecchio con le mani sulle orecchie verso la tribuna del campo 1. Daniele Kramerstetter, sempre puntualissimo in zona gol, realizza per In The City, ma insomma non basta, è solo il gol della bandiera, quindi 5-1 Marea Rive che si rilancia, e come no, per la chiave qualificazione ai quarti di finale Crazy Cup. E hanno festeggiato con una bella Lubianska, via, chiaramente alla fine. Assolutamente sì, l'hanno portata tra l'altro da Marea nella zona griglie, c'è stato un po' di maretta, no, scherzo. Un take away. Gliel'hanno portata via sotto il naso mentre stavano per mangiare. Abbiamo tra l'altro in anteprima, se vuoi Guido, un retroscena. Sì. In un certo senso un'esclusiva, perché avevamo parlato anche ieri della partita molto tirata tra CMG e Termosoc SRL, con il 6-4 dei gialloneri con maglia Borussia Dortmund ed espulsione nel Termosoc SRL di Luigi Gigi Mantese. C'era stato un momento di animosità, diciamo di grande tensione con l'arbitro Vincenzo D'Aleo. Ebbene, proprio dal signor D'Aleo abbiamo avuto in anteprima quella che è stata la squalifica comminata a Gigi Mantese, che ha commentato attraverso il suo portavoce in questo modo: 3 mesi di squalifica, 5.000 euro di multa, è una cosa incredibile. Più ritiro della patente, aggiungerei anche. È così giusto perché ci sta, no? Alla fine uno dice, insomma, oltre ai punti in classifica, anche quelli sulla patente, insomma. Almeno quello, dai, perché insomma diamo un po' di colore, giustamente. Oddio, sì, diciamo che gli ha già dato adesso vedremo come reagirà il buon Gigi nelle prossime partite, insomma. A parte gli scherzi, in teoria dovrebbe scattare una giornata singola di squalifica, adesso poi staremo un attimino a vedere.
perché insomma l'episodio in sé per sé è stato abbastanza caloroso, la sanzione è stata potente, quella combinata da Daleo e commentata dal nostro Special One, si è tratto a gamba tesa. Parla il giudice sportivo. E ne parlerà poi, esatto, la sentenza definitiva ce la darà lui. Tosel o Tosel? No, non si è mai capito, è come radioattività. E Club Radio Olive, dipende, se su internet è Tosel, se no è Tosel, no? Tosel è una roba un po' più trevigiana, diciamo, è Tosito. Tosatè, ciao. Mi sa che di Veneto parleremo anche tra un po', ma andiamo avanti. Qualcosina sì, diciamo giusto dicendo, radioattività.com, clubradiolive.it, Club Radio Live chiaramente, per poterci seguire anche in doppio streaming e non solo sulle frequenze classiche, classicissime, consolidatissime di Radioattività. Andiamo avanti con il nostro riepilogone. Abbiamo Crazy Girl con 3 partite, Butterfly Team che sul campo 2 alle 20 batte 5-2 Viezzoli con tripletta di una scatenata Marzia Valenti, oltre alle reti di Fumis e Milanese, mentre per Viezzoli Gerbaz e Sulic timbrano il cartellino in zona gol, ma questo non porta punti. Poi abbiamo avevamo le Laide che avevano debuttato vittoriosamente 3-0 all'esordio. Questo è imperfetto, non ti preoccupare Guido, ci sono ancora le Laide però hanno perso contro Ankaran Hervatini, che si dimostra squadra probabilmente la più forte di tutte insieme a Palevino e San Daniele, ma vedremo nelle battute decisive di questo torneo. 5-1 dicevamo, con reti di Cepak, Melania Pasar, ma soprattutto Petra Pasar che va in rete ben 3 volte. Invece Dragan segna per le Laide, ma appunto è soltanto il gol dell'1-5. Tra l'altro Ankaran Hervatini, che avevamo dato quell'aneddoto diciamo poco simpatico su quella ragazza che al gol della Costa Rica aveva esultato in maniera sguaiata, e abbiamo anche cercato di interpretare un qualche cosa della sua uscita poco felice. Non l'abbiamo capito molto, abbiamo raccolto una reazione abbastanza scorbutica anche qua di un personaggio piuttosto importante. Ecco, se hai capito traducilo te, lascia che traduci te, avanti. E direi che è impossibile riuscire a capire a questo punto che quale strana macumba ce l'ha. Don't you worry that someone understands that I said. Beh, direi che di fronte a questo, ma hai studiato alla Oxford School of English? Assolutamente sì, devi a Campomarzio, sei sempre là. Guarda, ho sputato? Non si vede in radio, ma veramente ho i peli delle braccia che stanno lambendo il poliuretano alle pareti. Esatto, fantastico. Ero preoccupato perché solito sputo, no, i miei rimpettai di radio, no? È una mia tradizione. No, assolutamente no. Poi con queste sopracciglia i tergicristalli già incorporati nel caso. Non si sa mai, insomma, se riusciamo a rimediare lo stesso in allegria. Chiudiamo a questo punto il programma Crazy Girl di ieri sera alle ore 22, campo 3. Panevino e San Daniele, appunto, già citati in precedenza, vince 3-1 contro le Compagnucce. Ho visto ancora nella distinta delle giocatrici Martina Bortolin, che probabilmente deve ancora affrontare quell'operazione che dicevamo, tra l'altro col suo consenso, perché insomma sai, dati sensibili bisogna sempre avere l'ok di chi è interessato, se no si rischiano casini e noi chiaramente non li vogliamo. Nonostante la buona fede di questa iniziativa, non credo che abbia comunque ha giocato solo un piccolo scampolo di partita. Questo comunque non ha impedito alle sue compagne di conquistare la vittoria con doppietta di Usenic e rete di Deborah Sottile. Sara Giovannini per le Compagnucce, e finisce però 3-1, e quindi per le Compagnucce pochi punti in cascina. Pochi punti in cascina. Sì. Allora io direi che quanti risultati abbiamo ancora per la giornata di ieri? Ci rimangono 4 partite over 35, una Crese Veterani e 3 di Crese Volley Free. E allora incominciamo in questa prima parte con qualche risultato dal mondo over 35, cosa dici? Va benissimo. Cominciamo con gli over 35 che hanno aperto la serata sul campo 1 e sul campo 3 alle ore 20. Sul campo 1 Pizzeria da Modesto Bar San Luigi 2-3, bella partita questa, molto equilibrata, con reti del Bar San Luigi di Ferro, Amarante e Massimo Iannuzzi, mentre per la Pizzeria da Modesto Padovan e Buttazzoni, ma riescono solo ad arrivare lì a un pelo dal pareggio, ma purtroppo soccombe la squadra della Pizzeria da Modesto. Alla stessa ora campo 3 Ecoclima invece, punteggio perentorio contro Astisped 5-0, con reti di Bure, Bonfiglioli, Crozzoli e doppietta di Persello. Andiamo a riepilogare anche le ultime 2 sfide in calendario ieri sera per l'over 35. Abbiamo Super Pacchi Tex Bar che batte un po' a sorpresa 4-2 gli Havana Club, tra gli altri del puntualissimo Elvio Di Donato, che ieri però è addirittura rimasto a secco, quindi grande prestazione da parte del Super Pacchi Tex Bar anche in difesa e non solo in attacco.
trascinati quelli del Texbar dalle doppiette di Visalli ed Usai, mentre per gli Havana Club vanno a segno Derman e Davor Vitulic, ma chiaramente questi 2 gol servono solo per arrivare a metà dell'opera. Chiudiamo la carrellata sugli over 35 alle ore 22 sul campo 2, Trattoria all'America contro 040 Social Food 2-7. Qui per la precisione, t'avevo già avvisato a te Guido, ma chiaramente non eravamo ancora in onda, per cui chi ci ascolta non lo sapeva. Io ho Vidonis e Giberna che sono i marcatori della Trattoria all'America. Mi riservo nella puntata di domani, insomma, per la precisione, per completezza, di dire tutti i marcatori, i 7 marcatori, o se qualcuno ha fatto più gol, insomma qualcuno in meno, dello 040 Social Food, perché al momento non ho ancora i nominativi dei bomber della squadra in maglia nera. Anche perché se tu non lo facessi nella giornata di domani ti obbligherei a imparare il costaricano in 7 giorni, come punizione dantesca. Storpia un po' lo spagnolo, insomma, non credo che sia una cosa impossibile, no? Lo scopriremo dopo la pubblicità, direbbe Gerry Scotti. Va benissimo. O Paolo Bonolis, qualcuno. Va tutti. Speciale Crese Cup 2014. Era solo davanti al portiere e non è riuscito a segnare un gol talmente facile che di sicuro non l'avremmo segnato, neppure noi. Ripari, tu l'avresti segnato sto gol? Non si sa quale, ma l'avresti segnato. Ne ho sbagliati tanti, era la mia breve, neanche tanto breve, però insomma non prestigiosissima carriera. Diciamo che insulti me ne sono presi abbastanza. Da parte dei tuoi compagni di squadra, dai. Speriamo che sia riferito, senza poi entrare ulteriormente nel dettaglio, visto che siamo sempre più vicini al calcio d'inizio di questo spareggione decisivo per la nostra Italia, insomma, che questa cosa sia riferita alle polveri bagnate dei 2 pistoleri là davanti. Esatto, anche perché ormai siamo veramente in siamo in prossimità. 10 minuti circa all'inizio dell'Italia, per cui ragazzi godetevi, gustatevi Crazy Time. Chi è in macchina che sta tornando a casa per guardare la partita, chi ha il semaforo rosso e sta porconando perché cercare di arrivare, ma sai, magari non arriverebbe esattamente, deve gustarsi Crazy Time e in quei 2 minuti di differenza di scarto parcheggiare la macchina, arrivare a casa dove la moglie ha preparato alle 6 pasta aglio, olio, peperoncino, frittatone di cipolle, birone gelato, ti prendiamo lato rutto libero, eccetera eccetera, tra l'ilarità generale. Proseguiamo con la carrellata Crazy Time, i risultati acquisiti e poi ovviamente il programma di questa sera dopo l'Italia. Ci resta una partita di calcio, Crese Veterani, campo 3 ore 21, questo ieri sera chiaramente, Pizzeria Sonia 6 contro The Factory Acli Cologna che si ferma a 4. Doppiette di Spazzapan e Giavon per la Pizzeria Sonia, oltre alle reti di Albertini e Zeriali, mentre per The Factory Acli Cologna segnano 2 volte Loggia, una volta Perusco e una volta Faubert, ma anche in questo caso senza riuscire a raggiungere gli avversari. Avevamo poi, cosa è successo? Cioè, Alberto Sordi, Max Tortora, ti ricordi? Ma magari, ma anche solo una loro unghia ne basterebbe. Avevamo 3 partite, vedi che adesso mi è venuto abbastanza bene, 3 partite volley free, abbiamo tutti e 3 percorsi netti, vittoria per 2-0, ma a parte una sfida insomma un po' meno equilibrata, le altre 2 sono state combattutine. Abbiamo Sissa che ha battuto il Buffet da Siora Rosa per 2-0 appunto, 25-21, 25-18, per cui insomma un po' di margine c'era ma non cose eclatanti. Generation Volley ha battuto 2-0 la Pizzeria alla Tappa, questa forse la meno equilibrata delle 3, 25-12 addirittura il primo parziale, 25-18 il secondo, e ha chiuso la serata volley free Fisio Volley che ha vinto 2-0 contro l'Ocio Team, 25-22 e 25-19. Insomma, tiratine, dai. Sì, Ocio Team, mica tanto Ocio però. Ocio pedoccio si dice anche. Ocio pedoccio. Ocio maloccio, prezzemole finoccio. Esatto, a questo punto. Il mitico film con... guarda qui, andiamo a scomodare i cult. Sì. Sì, siamo ancora in fascia protetta, per cui non mettete a letto i bambini. No, per carità, anche perché pure loro penso saranno in fibrillo in attesa del calcio d'inizio della nostra nazionale. Assolutamente, si staranno giocando nel cortile. Io di solito prima delle partite importanti con i miei amici facevo la simulazione della partita nel cortile sotto casa. Io no, perché secondo me portava sfiga a fare queste cose. Sì, in effetti. Sempre il discorso scaramantico. In effetti l'ho fatto nel 94, nel 98 nel 2002. Prima ero troppo piccolo, dopo ero troppo grande. Guarda caso mi metto il 2006. Evita di farlo oggi pomeriggio se possibile. No, anche perché mi rompo subito ormai. E poi non c'è tempo, per fortuna, per questa profezia. E non farlo neanche tu, visto che non segni neanche i gol che di sicuro non avremmo segnato neppure noi. Assolutamente. Poi sai che ascolto
molto noaro, proprio pendo dalle sue labbra e dice un sacco di stupidate per questo, vabbè. Noi siamo messi molto bene. Andiamo col programma di stasera, che Assolutamente sì, quindi dopo l'Italia, dopo le ore 20, cosa succede? anche perché sì, pure qua ci abbiamo abbastanza ciccia questa sera, insomma. Crese e Pordenone, 2 partite, siamo vicinissimi alla definizione della griglia per andare a stabilire le partite, quelle veramente importanti. Avremo I Love Turco contro FC Castells 2014, che è stato aggiunto di recente. Esatto. E poi alle 21:30 Shark 14 La Pizza contro Wesa Gabrie. I Love Turco e Wesa Gabrie sembrano 2 squadre, insomma, abbastanza indirizzate verso le fasi finali. Specifichiamo che chi vince a livello di regolamento la Crese Pordenone, come la Crese Udine, va a giocarsi le finali regionali A con le due di Trieste contro la prima e la seconda del torneo triestino, per averne così 4, insomma, e poter fare una cosa incrociata, diciamo, prima di Trieste contro prima di Pordenone, seconda di Trieste contro prima di Udine, insomma, in qualche modo si riesce a sistemare anche magari con un sorteggio, e poi da lì si stabilirà la campionessa regionale la sera prima della finale dei mondiali, per cui insomma comunque è tutto studiato a tavolino. Bene. Andiamo con il calcio a Trieste, Crese League, 3 partite, ore 20 campo 1, Atletico Lasco contro Centro Revisioni, sempre campo 1, ore 21, Festazza contro Asparago. Queste però sono 2 squadre che in pratica ci hanno già salutato per quanto riguarda la possibilità di qualificarsi. E alle ore 22, sempre campo 1, Hope Store contro Petes Antico Convento. Anche questa è una gara, insomma, che ai fini della classifica conta relativamente, ma sono sempre interessanti da seguire. Avremo poi Crese over 35, campo 3, ore 20:30, Borussia Trieste lanciatissimo verso la qualificazione contro Case e Case Ares Vineacque, che insomma dicevamo è la squadra con il nome più lungo del mondo. Poi abbiamo Crese Veterani, campo 3, ore 21:30, Stigliani contro Pro Lorenzo. Andiamo avanti con la Crese Girl, che proporrà le orsette del cuore, le tue grandi amiche, quelle che segnano e poi fanno il gesto tipo di pato. Sì, ma potremmo lanciare proprio una campagna pubblicitaria anche, è presente la Haribo, no? Potrebbero fare i dolcetti, cioè proprio da quel nome secondo me si può creare una holding. Le orsette del cuore, le orsette del che bello. Dopo la trasferiamo a Bim Bum Bam per il settore televisivo, Sì. per creare veramente un marchio. L'arbitro designato è Tinky Winky di Teletubbies, tra l'altro. Fantastico. C'è già arrivata questa anteprima dalla federazione Orsetti. Esatto. Orsetti arbitri Federazione Orsetti gioco calcio. Esatto, sì, che rischiamo di dire, cercando di fare sti acronimi, diciamo, delle volgarità mostruose. Quindi Orsetta del Cuore contro Desperados Football Chicks, quindi da una parte i sentimenti, dall'altra disperate. Vediamo chi la spunterà. Insomma, tutte e 2 squadre che hanno perso all'esordio, per cui c'è un po' di urgenza e necessità di riprendersi e di rialzare un po' la china. Avremo poi ben 4 gare di volley, una di volley free alle 21:30, Volleyria ma non posso. Che ne dici? È estremamente originale come nome. Ma forse dopo ne avremo anche di migliori, poi ti mostrerò. È contro Keep Calm and Stay Drunk, per cui la partita che promette insomma un certo tasso, possiamo dire così. Mentre per il Crese Volley Pro, per cui i tesserati, abbiamo 2 partite 20:30, una è Evolution contro Ape, A.P.E. Poi scopriremo solo vivendo. Sarà un'azienda di trasporti sicuramente. Sì, o di aperitivi, insomma, dipende. Alle 20:30 sempre i Toki Meio contro Yes Weekend. Toki Meio, se lo disi loro, ci fidiamo. Mentre alle 21:30 intravedo grande interesse tra i Birramisù, che è una ricetta che non mi dispiacerebbe provare, contro i Castroni. Consiglio allo staff Crese di organizzare per la prossima stagione anche il premio ai nome più originale. Si può fare mettere le votazioni, si fa il nome più originale. Tanto abbiamo la Coppa Chiosco, abbiamo anche una esatto. Coppa fantasia, insomma, non so. Esatto. Allora, prima di chiudere con una sorpresina per i nostri radio ascoltatori, senza dire niente, speriamo, benaugurante, chiaramente facciamo scongiuri, tocchiamo tutto e tutti. Sì, toccati, ecco. Ci tocchiamo anche tra di noi. Alberto Sordi, non mi tocchi, non mi tocchi, è molesto. Emilio è direttore, Emilio Ripari è molesto. Ecco. Tra qualche minuto Italia-Uruguay da seguire, da tifare tutti assieme, tutti per la nostra nazione, con il cuore, che sicuramente siamo abituati alla sofferenza. La nostra nazionale è pazza, l'abbiamo scoperto con oltre 100 anni di storia, per cui gustatevela. Gustatevi poi la giornata Crese a seguire al villaggio di Borgo San Sergio, con griglia, birra, una bella birretta. Non mi cade a chiusura di trasmissione, mi cade proprio sul finire. Lei, cioè, capisco che lei già in prospettiva attenzione, so già i tricea io, sì. Forza Azzurri, forza Crese Time. Guido Roberti ed Emilio Ripari torneranno in onda domani con il consueto orario delle 18:30, non
come oggi che in via eccezionale eravamo in onda un'ora prima per permettere la partita dell'Italia, la visione a tutti voi. Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, ancora Pirlo di tacco, tiro, gol di Grosso, incredibile, siamo sopra il manco un minuto, gol di Grosso,